Voglio lasciare un messaggio, un appello nel mio trentennale dell'incidente, anche se serve a salvare una sola vita, perché più che reprimere serve prevenire. Mi rivolgo, anche se sono discorsi ripetitivi, sia ai giovani che alle persone più adulte. Quando guidano andate piano e anche se avete bevuto fate guidare un'altra persona. Mi rivolgo ai genitori, iniziate fin da piccoli a insegnare la prudenza. Alle scuole insegnate educazione stradale e alle istituzioni continuate la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. L'appello che avete ascoltato è di Stefano Nadal, vittima 30 anni fa di un incidente stradale che lo ha reso tetraplegico. Una vita segnata su una sedia a rotelle, ma che non gli ha mai impedito, dopo quel tragico giorno, di continuare a vivere. Certo, con enormi problemi, ma sempre vicino ai familiari e agli amici che non gli hanno mai fatto mancare l'affetto. Non solo si muore negli incidenti, ma purtroppo si possono avere anche lesioni come ho avuto io. Quella sera noi eravamo in 4 in macchina, 2 ragazzi non si sono fatti nulla, un ragazzo è morto, io purtroppo sono rimasto tetraplegico, ho avuto una lesione midollare. Chi causa questi incidenti purtroppo dopo qualche giorno si dimentica e chi invece come me deve continuare la vita e andare avanti tutti i giorni per vivere. È da quel giorno maledetto che ha cominciato una delle battaglie a cui tiene di più al mondo, ostinarsi, è proprio il caso di dire, a far capire che in macchina bisogna prestare la massima attenzione, non usare mai cellulari durante la guida, non assumere alcol o droghe, ma soprattutto evitare di correre. Questo appello trentennale, perché più che reprimere bisogna fare prevenzione, prevenire. Mi rivolgo a tutti, ai giovani e anche a quelli non giovani, quando sei in macchina bisogna usare la prudenza. In un'estate funestata da decine di incidenti stradali con molte vittime e tanti feriti che si porteranno per tutta la vita macchie indelebili sul proprio corpo, Stefano prova a sensibilizzare le coscienze, in particolare dei giovani. Purtroppo causano parecchie vittime e purtroppo causano anche disabilità e soprattutto danni fisici e chi rimane deve continuare perché le famiglie quando c'è un incidente così come nel mio caso per 30 anni è come fosse praticamente la vita è finita.